Faccio adesso il presidente della regione, credo che il mio compito sia amministrare, non sia fare politica, così come ho chiesto agli assessori, così come ho chiesto a tutte le persone che collaborano con me, non perderò tempo in altro tipo di dinamiche. Zaiani scontenti? Questione politica, quindi scartata. Il diktat che ha imposto la sua squadra in regione, Alberto Stefani lo applica in primis a se stesso. Niente beghe di partito, anche se il fuoco di queste ore lambisce proprio i vertici del Carroccio. E così il governatore rimanda al mittente di sfoghi come quello di Alberto Villanova e ribadisce quanto detto al Palevin di Arcade. Le parole di Zaia, il cosiddetto manifesto del Foglio, sono in linea con il programma di governo della regione che lui stesso ha messo in moto. I dietrologi potrebbero intravedere in questo anche il tentativo di spegnere le luci della ribalta attorno al predecessore, che da par suo si dice meravigliato del clamore. L'aver espresso, come fanno molti, considerazioni che a me sembrano super pacifiche, non belligeranti rispetto a alcuni temi che sono semplicemente dei contributi a riflettere, ma che senza nessuna presunzione che qualcuno li prenda di punta, vuol dire che il problema non sono le considerazioni ma è chi le fa. La sensazione è che al netto di strette di mano, sorrisi e ringraziamenti reciproci, i nodi da sciogliere in casa Lega siano diversi. Nodi che dovranno prima o poi venire al pettine, se lo stesso Zaia, sul Vannacci numero 2 del partito che ha stigmatizzato il suo manifesto, commenta così. Lui è un vice e quindi ha espresso un vice parere.